Buonasera a tutti e benvenuti, ultima puntata di questa settimana interamente dedicata alle vostre idee, alle vostre richieste. Sono le 20.05, siete pronti a cantare insieme a noi? Paolo, buon lavoro e fammi vedere a monitor la prima canzone di questa sera. E poi tra un po' c'è la zia Marta, quindi mettetevi comodi. Ciao Enrico! Siccome mercoledì 27 è stato il compleanno di mio marito, vorrei dedicargli Amico di Renato Zero. Grazie, un grande saluto Stefania Rondissore. Stefania, ti chiedo scusa, avevo promesso che sarebbe arrivata il 27, poi tra una cosa e l'altra non sono riuscito a cantarla prima. Cercherò di dare il meglio adesso. Tanti auguri, anche se un po' in ritardo, con Amico di Renato Zero. Il sole muore già e di noi questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni ad una fotografia ed il vento spazza via questa nostra irresistibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, resta e parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte, lasciamo il mondo i vizi suoi. Io e te lo stesso pensiero, io e te il tuo e il mio respiro. Sarà tornare ragazzi e crederci ancora un po', sporcheremo i muri con un altro no. E vai se vuoi andare avanti, perché sei figlio dei tempi. Ma se frugando nella tua giacca scoprissi che dietro al portafogli ancora c'è, amico cerca me e ti ricorderai del morbillo e le cazzate tra di noi. La prima esperienza fallimentare che da lei amico era ieri e le vele le hai spiegate ormai. E tu ragazza pure tu, che arrossivi se la mano andava giù, ritorna a pensare che sarai madre, ma di chi? Di lui è innocente che non si dica figlio di. Io e te lo stesso pensiero, dedicatissima Renato Zero. E abbiamo iniziato alla grande in questa sera di venerdì. 348 80 40 254 per i vostri messaggi, fotografie, richieste. Nella puntata di oggi sono tutte richieste, quindi ho bisogno di altre richieste per lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, insomma lunedì qui con me Amedeo Agrillo. E adesso, signore e signori, la zia Marta. Buonasera zia. Buonasera. Anche perché la zia oggi entrerà in una modalità diversa, in una modalità modella. La modalità modella. Venga. Sì. Cosa fa con quella roba lì? Cosa fa? Volevo entrare così perché
Doveva entrare un po' più in diagonale. Sì. Posi questo pannello. Fili e trafili è un casino. Posi questo pannello. No. Perché? No, perché Dove va? Vengo qua, così almeno. Vabbè. Siccome ci sono delle novità. Tante novità. Alcune riguardano anche il nostro giochino, eh? Sì. Allora, ho pensato di fare una specie di sfilata, ma scoprire poco a poco. I premi della prossima settimana. Poco a poco. I premi della prossima settimana. Poco a poco. Presto che tardi, faccia vedere. Questo è una novità che troverete quando ci sarà Zia Marta nel nostro gioco dalla prossima settimana. Forza! Dai che ma aspetta, mi dia qua. Ma che bello! Quindi dalla prossima settimana come premio ci sarà anche il grembiule nuovo della Zia Marta. Sì. Il grembiule nuovo della Zia Marta con Zia Marta dentro, che si fermerà a casa vostra una settimana, 15 giorni, dipende come mi trovo. C'è solo il grembiule. Grazie, zia. Prego, ci mancherebbe. E piano piano ne saprete sempre. Quindi ogni entrata c'è un premio nuovo. Sì. Vediamo come andrà. Va bene. E quindi se vi piace il grembiule della Zia Marta, eccola qua. Ecco, bellissima. Oh, eccolo qui. Sì, poi tutte le misure. Ci sono tutte le misure. Grazie zia, grazie. Altra vostra idea. Vai Paolo, vai. Vediamo un po' cosa hanno richiesto in settimana i nostri amici a casa. Vediamo. Vai Paolino. Ciao Enrico, sono Fabrizio da Novi. Vorrei ascoltare Forse di Pupo. Eccotela Fabrizio. La dedichiamo a tutti quelli che si chiamano Fabrizio all'ascolto. Siete pronti a cantare con noi? Tu, sulle manine! Venga zia, venga, ne balliamo due, tanto fa caldo. E così te ne vai, forse mi... Aspetti un attimo! Mancherai. Non si può stare su. Amo te, niente più. Tutti! E non c'è più bisogno di inventare le sere per potersi divertire. La scusa dei blue jeans che fanno male per poi finire sempre a far l'amore. E non c'è più la luna che ci guarda, l'avevi detto tu, è un po' bugiarda. Il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di ricominciare. Piangerai, forse sì, forse no, se non piangi tu. Scriverai, forse no, forse sì, se mi scrivi tu. Dove andrai? Forse qua, forse là. Solo un momento ti aspetterò. Sulle mani. E non ti posso dire più domani. Ripeti 1000 volte che mi ami. Sei dolce tu che prendi la mia mano. Lo sai che come te non c'è nessuno. Come un bambino non so parlare. Stammi vicino. Forse no, se non piangi tu. Sì a me. Scriverai. Forse no, forse sì, se mi scrivi tu. Dove andrai? Forse qua, forse là ti ritroverò. Ci sarai. Forse solo un momento ti aspetterò. E non c'è più la luna che ci guarda. L'avevi detto tu, che è un po' bugiarda, il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di ricominciare. Grazie per aver richiesto Pupo.
Dedicatissima Fabrizio da Novi. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Nel secondo tempo giocheremo per l'ultima volta con questi 5 premi. Poi qualche premio ci saluterà da lunedì e entreranno nuovi premi, giusto zia? Sì, tipo questo. No, questo qua l'abbiamo già visto prima, però ce n'è altri. Premi tipo questo. Tipo questo. Premi firmati zia Marta solo quando però c'è la zia Marta. Sì, ok. Com'è stata questa settimana, zia Marta? Tutto bene? Tutto a posto? Bella? Si stava bene, era bella fresco. Dov'era? Dov'era che era il fresco? Io faccio tanta ginnastica. Ecco. E quindi grondavo peggio di... non lo so, è stato veramente divertente e spero di ripeterlo presto. Stia qui perché visto che in questo brano ha fatto il coro, mi serve il coro anche nel prossimo. Quindi lei canta insieme a tutti i nostri amici a casa la prossima richiesta, che è questa. Vai Paolino! Questa sera tutte loro, buonasera a tutta Casa Pereteri con l'ospite. Che belle canzoni mi fate, una canzone di Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, la richiesta Andrea di Borgomanero. Torno subito. Tutti con noi. Voglio sentire le vostre voci adesso, Pronti? Alzate il volume della TV e cantate con Casa dei Reti e la zia Marta. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella, e così su 2 piedi io sarei liquidato, ma vittima sai di un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce a metà per 5 minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Per 5 minuti e tu non eri più qua. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho, ma quello che conta tra il dire e fare è saper andar via, ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non mi sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Pronti? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Che belle canzoni che richiedono i nostri amici a casa. Bravi amici a casa. Quando lei fa un viaggio, Mi dica, quando io... cos'è la cosa che proprio non può mancare nella sua valigia? La cera per i capelli.
La cera per i capelli, sì, anche perché in altri posti non troverai comunque la marca che uso io, che è l'unica marca che le fa stare abbastanza dritti, e quindi la cera per i capelli. E poi c'è anche la piastra per i capelli. E poi c'è anche il fondotinta per i capelli. No, fondotinta no. La pasta per la dentiera. La pasta per la dentiera. Beh, che tipologia usa di... Di solito le penne all'arrabbiata. Sotto la dentiera, sì. Certo, va bene. Altra, non doveva farci vedere dei premi, niente. Allora, veda lei. Sì, allora, veda lei. 348 80 40 254 per i vostri messaggi, mi raccomando. Scrivetene tanti se siete all'ascolto, fateci sentire la vostra presenza. Adesso vi presentiamo il prossimo premio che ci sarà, che sarà presente. Nel gioco a partire da prossima settimana, il cappellino della zia Marta, il cappellino, ma guarda che fa, che modella, ragazzi, che modella. Hai visto? Però devo dire che il cappellino della zia Marta è veramente molto 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 bello. Io lo vedo in testa a tutti i vostri bambini, ma anche no, anche a loro, perché anche sono bambini, è bellissimo. E c'è vari colori. Facciamolo vedere bene, guardate che bello il cappellino della zia. Prossima settimana potete aggiudicarvelo, sempre con la zia sotto anche. Altra richiesta, vai Paolino, che questa sera voglio cantare tanto, anche se i messaggi stanno scarseggiando un po', ragazzi a casa. Ciao Enrico, ciao Claudio che c'era ieri, mi piacerebbe ascoltare più su di Nato Zero, grazie, buona serata. Daniela da Biella, altro brano di Nato Zero, altra vostra richiesta, più su. Ascolti le parole che ha scritto Nato Zero. E poi di colpo eccomi qua, sarei arrivato io in vetta al sogno mio, come lontano ieri. E poi più in alto e ancora su, fino a sfiorare Dio, e gli domando io, Signore, perché mi trovo qui se non conosco amore? Sboccia un fiore malgrado nessuno lo annaffierà, mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà. Il poeta si strugge al ricordo di una poesia, questo tempo affamato consuma la mia allegria. Tanto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, che una madre s'arrende e un bambino non nascerà, che potremo restare abbracciati all'eternità. E poi ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo, tu spettatore vuoi davvero che io viva il sogno che non osi vivere te. Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai, se qualcuno sorride tu non tradirlo mai. La speranza è una musica antica, è un motivo in più. Canterai insieme a me, dimmi lo vuoi tu.
Grazie ancora per aver richiesto questo brano. Lei non si può vedere. Quindi questo è il suo. Ah sì, perché questo poi è suo. Ci sarà sia il cappellino della zia che il cappellino ufficiale di Casa Peiretti, così quest'estate potete andare al mare, decidere se mettere il cappellino della zia Marta o il cappellino di Casa Peiretti. Ma le sorprese questa sera non finiscono qua, grazie zia, vada. Nel frattempo io mi preparo per cantare il prossimo brano, che è sempre una vostra idea. Vai Paolino, vai a monitor. Vediamo un po'. Casa Peiretti, potete cantare Gelato al cioccolato di Pupo per contenta mia nonna Pina da Grugliasco. Qui siamo partiti con Renato Zero. Poi Pupo per tornare con Renato Zero per rifare Pupo. E Casa Peiretti anche questo. Gelato al cioccolato, tutti con me. No! Dedicata a nonna Pina. Ma dovevo andare, ti amo, ti a noi va bene, balliamo. Sei bella, ti lasci guardare, con te non c'è niente da fare. Nascosta dai lunghi capelli, tu balli ma i gesti son quelli. Bambina ti voglio, ti sento, ti muovo, mi sfuggi, mi arrendo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, rimani così, e dolce sei tu, non chiedo di più, profumo di fiori di fa caldo ma qui si sta meglio, la sabbia è più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio vera. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, rimani così, dolce sei tu, non chiedo di più. Zia Marta, venga qui insieme a me, cantiamo insieme questa Gelato al cioccolato. Non mi fai cantare! Canti insieme a lei, tutti insieme, dai. Facciamo il finale di questa canzone, lo voglio sentito urlare da tutti voi. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu Gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, sono innamorato di un gelato al cioccolato, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Anche perché dobbiamo dire che io e la zia stiamo facendo tantissime prove tecniche, domani parte ufficialmente il nostro tour. Saremo in tante feste, in tanti eventi, in tante piazze, il Peiretti con la zia Marta. Domani sera saremo dai nostri amici di Carmagnola, Locanda, Casa Cavassa. Mi raccomando, non ci sono più posti a mangiare, forse un paio, ma se volete assistere al concerto alle 21:30 ben venga. Però potete venire per lavare i piatti dopo. Vengono a ascoltare il nostro concerto. Poi Lusernetta sabato sera, domenica sera, prossima settimana intendo,
a Valperga, alla festa del paese. Quindi ragazzi, iniziate a segnarvi queste date per venire a trovare la zia Marta, per venire a salutare il Peiretti, no? Sì, adesso a proposito di tour, ma non c'era un'altra cosa che faccio tour. Ecco, no. Ecco, e poi? Ecco, come no? Non si vede? Ah, c'è la spillina! C'è anche la spilletta di zia Marta, la spilletta di zia Marta. Io ho ancora una canzone in questo tempo qua perché abbiamo un'altra novità, altre due, facciamole vedere tutte. Due? Sì, tutte e due. Qual è l'altra? La sua e la mia, la sua e la mia. La mia e la sua, già. Io allora mi organizzo. Regia, prossima richiesta, vai. Ciao carissimi, potreste cantare Strada facendo di Claudio Baglioni, la dedico a tutti voi. Alessandro da Torino, ecco te l'Alessandro, grazie! Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smagnosa chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. E i miei cassetti di ricordi ed indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra nuda di malinconia. Io e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori dei miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento dentro a un senso di inutilità, e fragile e violetto mi son detto tu vedrai, vedrai. Voglio sentire tutti pronti. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore. Vedrai di amore, vedrai. Io troppo piccolo tra tutta questa gente che c'è al mondo. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità. E giovane invecchiato mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore. Vedrai di amore, vedrai. Dedicatissima! E adesso vi vogliamo ancora far vedere i prossimi premi che saranno protagonisti da lunedì. Prego zia, venga, torna finalmente la maglietta di casa Peiretti.
la magliettina per quest'estate che si va in giro al mare con la scritta Casa Piretti. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il cappello c'è anche bianco. Sì, vabbè, ma questo perché stiamo a fare una televendita. Ma le sorprese non finiscono qui, perché abbiamo anche quest'anno la maglietta della zia Marta, con una particolarità bellissima. Davanti c'è l'immagine della zia e dietro c'è la zia. No, giri la maglietta, non si giri lei, giri la maglietta. Metti la quarta, fai come la zia Marta. E adesso noi ci fermiamo per la pubblicità e poi giochiamo insieme. Pronti? Pubblicità. Eccoci, sono partito col microfono spento. Bravo. Zia, il giochino! Sì, 378 4080 506 per vincere le spillette, lo zainetto. Per la spilletta che sapete, lo zainetto è l'ultimo giorno, mentre Buono Carburante, il formaggi e il ristorante resteranno. Pronto, chi sei e da dove? Buonasera Enrico, sono Loredana da Brandizzo. Buonasera Loredana da Brandizzo. Non ci posso credere che ho preso la linea, non ci posso credere. Sei riuscita a prendere la linea, brava. Ormai come funziona il nostro gioco tu lo sai già. Puoi indovinare con 5 o con 15, con 5 secondi hai 2 chance, con 15 secondi ne hai una sola. Dimmi tu. Ma io direi con 15, dai. Con 15. E allora, Loredana da Brandizzo, questi sono i tuoi 15 secondi. Vai. Ok. In questo mondo di ladri? In questo mondo di ladri. Brava Loredana, brava. Bravissima. Grazie. Bravissima. E adesso la fortuna. Speriamo che sia dalla tua parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quale busta vuoi, Loredana? Io direi 1. La 1. La Premier. Vediamo un po' se nella Premier. È la prima volta che giochi, Loredana? Sì. È la prima volta. E sono quella che ti dice sempre che sei bello, tra l'altro. Allora dimmelo anche a voce, non solo per messaggio, no? Dimmelo, perché mi piace sentirmelo dire. No, mi sembri una bella persona. Adesso, a parte tutto, zia Marta può confermare. Zia Marta può confermare. Se mi confermi l'indirizzo ti mando un paio di occhiali buoni. No, allora Loredana, è la prima volta che giochi, sono contento, sei riuscita a prendere la linea, però per i premi ti devo invitare a riprovare a giocare perché purtroppo c'è la faccina rossa. Mi dispiace tantissimo, Loredana. Non importa. Da lunedì ci saranno dei nuovi premi, hai visto il cappellino, la maglietta, il grembiule della zia, quindi da lunedì spero di risentire la tua voce. Grazie. Va bene, ok, grazie. Ciao. A tutti e due, grazie mille, salve. Arrivederci, ciao. Com'è sta storia degli occhiali? Com'è? Uno non può dirmi che sono bello, in effetti scusa, abbia pazienza, a qualcuno piacerò prima o poi. Sicuramente. A Loredana ha detto che sono una bella persona. Bella dentro. Ma come fa a dire? Vabbè, gli rispondiamo. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, Franco di San Sebastiano. Ciao Franco, bentornato in Casa Piretti. Franco, 5 o 15? Sempre 15. Sempre Bravo. 15 secondi, quindi una possibilità. Hai la fortuna che una faccina rossa è già stata eliminata dalle buste e questi sono i tuoi 15 secondi. Forza Franco, vai! Sì! Dimmi! Sì! Negativo, niente, non... Facile. Ho vinto Sanremo questa canzone qua. Grazie per aver giocato con noi. Un saluto a tutti voi, anche alla zia Marta. Grazie, ciao, alla prossima. Grazie amico. Ciao. Grazie Franco. Dai, il trio Morandi, Tozzi, zia Marta. Già, niente, non si sono più ricordati. Rispondiamo. Pronto, chi sei da dove?
Pronto, ciao, sono Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea di Borgomanero, che bello sentire anche la tua voce. Visto che ti ho cantato una canzone questa sera dedicata proprio solo a te, sei felice? Ho visto. Grazie. Sono felicissimo. 5 o 15 secondi, Andrea? 15. 15, questi sono i tuoi 15 secondi, io tifo per te. Eccoli. Grazie. E dai che facile. Qual è il titolo? Provaci. Vai Andrea. Provaci. Buttati. Non mi viene. Buttane una a caso. Niente. Grazie per aver giocato con noi, Andrea. Un abbraccio. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati. Era quella, sì. Pazienza. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Eleonora da Carmagnola. Ciao Eleonora da Carmagnola. Ciao zia Marta. Ciao Eleonora, come va? Allora, intanto io voglio dire che Enrico è bellissimo, ma è stupendo, meraviglioso. Ha quegli occhi che proprio ti sciolgono, zia Marta, non puoi dire di no. No, per carità. Faccio un po' d'aria, Fa molto caldo. Sì. Grazie, troppo buona. Adoro Eleonora. i cappelli, io la prossima settimana mi attaccherò al telefono perché Brava. io amo i cappelli. Brava, buon Puoi vincerne due, uno di Casa Peretti e uno di zia Marta. Che quindi. bello, tutti e due li voglio infatti. Allora, Vai, Vabbè, ma adesso le canzoni precedenti le sappiamo, vediamo di questa sera. in bocca 15 secondi. Vai. 15 secondi, si può fare con Sì. 15 secondi. Questi Dai. sono i tuoi 15 secondi. Sì. Eccoli. Dai, che si può Oddio, fare? Enrico. Si può Enrico, fare. guarda, quando ascolti per televisione è una cosa diversa. Si chiama ma quando emozione. ce l'hai al telefono, esatto, Si sarà chiama mica emozione, si chiama emozione. Emozione. Io ti ringrazio per Emozione. aver giocato con noi. Da come ho capito non hai un titolo. No, esatto. Va bene. Intanto occasione di vederti domani sera. Domani Sia a te sera, che zia Marta. grazie mille, Ciao. grazie mille alla Vi locanda vogliamo Cavassa. proprio bene. Anche noi, ciao. Siete stupendi, Ciao, grazie ciao, un mille. bacione. Ciao. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. Era quella. Andiamo a rispondere al telefono. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Enzo da Borgaro. Ciao Enzo da Borgaro, giusto? Ho sentito bene? Sì, giusto, bravo. Enzo, 5 o 15? 15. 15, Enzo, questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli. Suono inconfondibile. Intro inconfondibile. Vai. Purtroppo niente. Niente. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Grazie a voi. Alla ciao, prossima ciao. settimana. Stasera niente. Ti regalo le mie scarpe, sono nuove. Sentire pure. No, tientele pure, è la canzone che la iniziava canzone. così, è la canzone. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Enzo da Torino. Ciao Enzo da Torino, benvenuto. La provi a indovinare con 5 o con 15? 15 direi. 15, hai fatto bene, perché il prossimo brano forse è tra quelli un po' più complicati questa sera, però ti voglio aiutare. 1 meno 1 da? Ok, non dico di più. Questi sono i tuoi 15 secondi, vai. Ok.
Amico di Torino. Sì. Però scommetto che hai capito, no? Più o meno il brano. Felice perdenti. Bravo! Felici e perdenti di Renato Zero, ragazzi, era il brano più difficile questa sera. Bravo e ancora bravo. Grazie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per vincere un bel premio. 4, vediamo un po'. Dai, che una faccina rossa è già andata via. E l'altra è nel 4. Vediamo un po'. Enzo? Sì. Enzo, ti piace il formaggio? Sì, molto. E hai vinto un buono da 20 euro da spendere alle Fattorie Tobia, che c'è anche un ottimo punto vendita in Torino. Lo segui nel nostro sponsor, lo puoi trovare gli indirizzi. Hai vinto un buono da 20 euro, bravo! Grazie, siete bravissimi. Grazie, mi raccomando solo un messaggino al 348 80 40 254 con il tuo nome e cognome e cosa hai vinto. Così ti mettiamo nel database. Grazie, ciao! Okay. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ragazzi, sono le 20:49. Abbiamo ancora tempo, regia, per una telefonata, l'ultima di questa settimana? Ma l'ultima, Sì. Pronto? La regia risponde lei. Sì, rispondiamo. Pronto, chi sei, da dove? Cosa? Devi abbassare a 0 il volume della TV, grazie. Ciao. Ciao, chi sei? Siamo Luca, Flavio e Dario da Angrogna. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi da Angrogna. La provate a indovinare con 5 o con 15? 15. Sì, proviamo 15. È una delle canzoni che è stata messa in onda dalla prima puntata di questo gioco e non è ancora stata indovinata. Ed è questa qui. Vai. Aia. Dai amici di Angrogna. E mica Celentano. A me serve il titolo. Quindi? A me serve il mondo titolo. in settima. Mondo in settima! Finalmente! Viva Angrogna! Finalmente tolgo questa canzone dalla playlist del gioco. Bravissimi! Mondo in mi settima! Devo ringraziare mio papà che l'ascoltava. Ma Bene. che meraviglia! 2, 3, 5, 6, 7, 8. Aspetta, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 5. 5. Vediamo cosa c'è nella Speriamo, 5. Nella 5 c'è un buono benzina che in questi giorni, in questi tempi, fa comodo da 10 euro. Complimenti, grazie per aver giocato. Grazie mille. Ciao. Grazie, Ciao. E il gioco questa sera finisce qui, tornerà la prossima settimana, come avete visto, con dei premi nuovi, bellissimi, estivi soprattutto. Zia, no, c'è troppo poco tempo, non possiamo fare il controllo delle buste questa sera, ma fidatevi di Peiretti, pubblicità, perché poi abbiamo tutti i messaggi, giusto? Giusto. E allora andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati in questa serata di venerdì. Ricordo che lunedì insieme a me, Amedeo, Agrillo e il giochino con i premi nuovi. Ma adesso vai Paolo, fammi leggere l'affetto dei nostri amici a casa. Viva la zia Marta, Lilli da Rorà. Ciao Lillina. Grazie. Ciao Lilli, grazie. Bellissima serata, bravissimo weekend. Silvia Mottalciata, grazie Silvia, grazie di cuore. Ciao. Canti di gioia dovrebbero essere espansi per tutta la terra affinché la generale esultanza dia luce al mondo. Rotellini Carlo. Rotellini ha sempre delle poesie per Casa Peiretti, soprattutto parole di speranza. Sì. Grazie Carlo. Non c'è nulla da aggiungere. Ma si tiri un po' su, va, perché... Ma si tiri su, che c'è un gattino. Parla, che caldo, passo le giornate a bere e farmi docce. Salutoni da Mia, Titti e Giovanni, buon weekend, ciao anche a voi, grazie. Ciao Titti. Che spettacolo. Ciao Giovanni e ciao Mia, guarda. Ciao amici, un grande abbraccio Dani, grazie Dani, Ciao, grazie. Dani. Siamo in straritardo stasera, non riusciremo a leggerli tutti. Buon weekend a tutta Casa Peiretti, Enrico, Andrea, Andrea di Borgomanero, Ciao, grazie Andrea, grazie mille. Legga al prossimo.
Grazie per aver cantato Se mi lasci non vale, l'ho ascoltata 1000 volte con le cuffie prima di un'operazione di tumore. Era il dicembre 2008. Gisella, se ci scrivi questo messaggio vuol dire che anche questa canzone ti ha portato fortuna. Brava Gisella, brava, perché bisogna lottarle, certe battaglie bisogna lottarle, la musica può aiutare. Carissimi Enrico e Zia Marta, un immenso in bocca al lupo per la partenza del Casa Peiretti Tour di domani sera. Che questa strepitosa avventura sia ricca di soddisfazione e di momenti divertenti. Buona strada! Maria da Torino, grazie. Grazie Maria, grazie di cuore. Veniteci a trovare in una delle date. Buon fine settimana Enrico, buon fine settimana Zia Marta. Un abbraccio dal Lago Maggiore, Marco. Grazie Marco. Grazie Marco, grazie. Ciao Enrico e grazie mille per amico. Ciao Zia Marta e grazie perché riesci sempre a strappare un sorriso. Sono sempre con voi dalle 20 alle 21. Un affettuoso abbraccio da Stefania di Rondissone. Ciao Stefania, grazie. Grazie Stefania, grazie mille. Grazie. Che bella la canzone Amico di Renato Zero, piaceva a mia mamma. Ciao Enrico, ciao Zia Marta, lo dice Elena. Ciao Elena, ciao. Grazie. Ciao Enrico, buona serata di spensieratezza con la tua musica. Un abbraccio alla simpaticissima Zia Marta. Massimo da Venaria. Quando faccio così di solito dovrebbe partire lei. Quando fa come? Faccio così. Ma che non la sto salutando. Zia Marta, sei sempre bravissima, come sempre simpaticona. Apprezzo sempre quello che fai perché fai ridere in modo così gelomino. Bravo anche Enrico, vi saluto da Tony. Grazie Tony, grazie. Cosa mille. Vuol dire gelomino? Gelomino. Forse è la più bella canzone di Pupo. Bravo Enrico, bravo chi l'ha richiesta. Buon fine settimana amici. Giovanni e Silvia. Non lo so se vuol dire genuino. Non lo so se è la più bella di Pupo. Ne ha scritte tante, però ha un significato particolare. Ciao Zia Marta, ciao Peiretti, mi sono commossa ad ascoltare Amico, ma chissà. Grazie Milena, grazie. La commozione in una canzone è una cosa giusta, è una cosa bella. Ciao Enrico, ciao Zia Marta, sempre in forma nonostante l'età. Auguroni a voi e a tutta Casa Peiretti per un buon weekend, una buona festa della Repubblica, un abbraccio da Roby75, indovinello del fine settimana. Sapete come si chiamano due comari che fanno gossi sui tetti? Pettegolezzi. Ah, pettegole. Ah, pettegole, giusto? È per quello che non l'ho capita, non l'ho letta bene. Si chiude un'altra splendida serata con Casa Peiretti. Grazie per la compagnia e viva Zia Marta. Edo. Grazie Edo, grazie. Sbagliato. Abbiamo ancora due messaggi, regia, dai veloci. La prossima settimana puoi cantare Sì, certo che posso. E anche 4 marzo. Grazie Omar, grazie Casale Monferrato. Ciao Michela da Torino. Grazie di cuore. Vabbè, gli altri messaggi li teniamo nel cuore. Daniele Luca da Ceva. Zia Marta sempre al top. Ragazzi. Massimo. Grazie. Ciao Maria da Torino. Con la richiesta. Ciao Barbara. Grazie Barbara, top. Ciao Romy e Roby. Così mi piace regia. Grazie, il grembiule è bellissimo, anche a me piace. Grazie zia, grazie Paolo. Buon sabato e buona domenica a tutti. Mi raccomando, fate i bravi sempre. Ci vediamo lunedì. Che a farvi disperare ci pensa lui. Ciao.